Ho l'onore questa sera di presiedere questo incontro nel quale i relatori, il professor Lobrano, che è un docente dell'Università di Sassari, ma che ha alle sue spalle una importante esperienza e responsabilità politica, e il giovane Alberto Contu, che mi dicono essere ammalato e che non potrà intervenire, e me ne dispiace molto perché sono a lui legato da un rapporto di affetto particolare, che l'ho seguito da ragazzo quando nei suoi studi così severi, così rigorosi, così scientifici sul federalismo trasfondeva però una passione civile di tale intensità che veramente riusciva a coinvolgere chiunque venisse in qualche modo, come dire, interessato dalle sue esposizioni. Preventivamente vorrei fare qualche messa a punto, perché mi sono permesso di fare alcune interruzioni stamane, forse inopportune, ma che vanno storicamente ricondotte ai suoi termini corretti ed esatti. È sembrato da una certa relazione che il Partito Sardo non avesse presentato alla consulta un progetto di statuto. Ed io, interrompendo, ho detto: come no? Pinna, Oggiano, uno statuto scritto a quattro mani da Gonario Pinna e da Luigi Oggiano. Se non che la relatrice aveva parlato solo con Gonario Pinna e Gonario Pinna aveva detto: il mio progetto non è stato presentato. Senti, il suo progetto non è stato presentato perché è stato presentato quello scritto da Gonario Pinna e da Luigi Oggiano, ed è stato presentato esattamente sul solco il giorno 10 gennaio, come ricordavo io stamane. Non ricordavo 1946, me lo ha precisato Maria Rosa Cardia, che ha curato la pubblicazione di tutti i documenti di quell'assemblea regionale che ha redatto lo statuto. E immediatamente dopo, appena qualche giorno dopo, presentato all'assemblea e messo in discussione, per cui è seguito a distanza di 4 mesi, cioè nell'aprile, da un progetto di Venturino Castaldi, avvocato noto e importante nella cultura politica della Sardegna, per la Democrazia Cristiana, che la Democrazia Cristiana ha fatto proprio e ha dato luogo a un confronto tra le due ipotesi di statuto. Ma lo statuto sardista è stato presentato ed ha costituito oggetto di dibattito ed era a firma di Gonario Pinna e di Luigi Oggiano. Non era quello di Gonario Pinna, non era quello di Luigi Oggiano, era quello che il Partito Sardo nella sua direzione aveva, come dire, fuso in una sintesi, ma profondamente, direi creativamente federalista. Mi rivolgerei ai giovani che sono presenti, andateli a studiare questi documenti, perché sono modernissimi ancora oggi, sono ancora presenti nella vita dello Stato, nei problemi dello Stato. E le cose che diceva il professor Pino Usai stamane, quando parlava del movimento contadino meridionalista, e direi che
è stato veramente puntuale e preciso nel cogliere gli aspetti fondanti dell'azione politica che è partita dalla Sardegna e che nella Sardegna ha trovato sempre terreno fertile di ingegno, di creatività, tanto che in una lettera a Ferruccio Parri Camillo Bellieni scrive: è un'organizzazione meridionale di contadini, è il mio vecchio sogno, legata ad un patto di alleanza con i contadini piemontesi, che ieri hanno fatto il gesto coraggioso di espellere tra i loro deputati 3 dei loro deputati. Questo sì che può rappresentare una forza colossale per opporsi al fascismo, perché solo conquistando il mondo contadino ci si poteva opporre al fascismo. Il sardismo era un movimento di contadini, di pastori del mondo rurale. Era la prima volta che nella storia della politica italiana, che era una storia della borghesia oppure degli operai, della organizzazione operaia, ma mai dei contadini, era la prima volta che nella storia del mondo della politica italiana si presentava un partito di contadini, di agricoltori, di gente che lottava per la riforma dello Stato, per cambiare le strutture del potere. Naturalmente, siccome il potere è gestito secondo interessi molto precisi, si riteneva da parte di Camillo Bellieni che bisognasse dare delle armi politiche al mondo contadino, che era rimasto disarmato di fronte alle leggi doganali che proteggevano l'industria del nord, a tutto danno del mondo contadino che veniva colonizzato e sfruttato. Tu capisci, diceva a Ferruccio Parri, cosa possa significare un movimento irpino lucano. È il gruppo centrale della vita contadina meridionale. Puglia e Calabria ne sarebbero coinvolte. E così è tutto il discorso che negli anni '20 si andava facendo, così come in materia di europeismo la Sardegna è quasi il centro della vita dell'umanità, diceva Camillo Bellieni. La Sardegna aspetta l'arte assoluta e la federazione di tutti i popoli dell'Europa per risorgere. Rifletterà il patto fraterno di tutti i popoli che abitano le periferie del Mediterraneo e sarà il punto d'incontro di tutte le correnti dello spirito d'Europa, d'Africa, d'Asia, il mondo. Aveva ragione Peppino Usai di parlare di un federalismo che è un fatto universale, non locale. E i sardisti venivano accusati di essere dei localisti. Queste cose diceva, questo grande insegnamento di cui dobbiamo andare orgogliosi, perché restano come pagine di storia, nella storia della cultura e della civiltà di tutti i popoli. E a un separatista sardo. Sì, diceva, noi non siamo
né etnicamente né linguisticamente italiani. È un dato di fatto incontrovertibile, ma l'essere italiani non ci impedisce di essere europei, l'essere europei non ci impedisce di essere sardi e così via, in questo insieme di valori che possono convivere e debbono convivere. La federazione dei partiti regionali per questo si organizza, il patto di alleanza per questo si stringe. Era il partito italiano d'azione che sognavano. Sì, io vi chiedo scusa se ho fatto questa premessa, ma ho molto sofferto pensando che il sardismo fosse assente in questa mobilitazione di pensiero universale che tendeva a raccogliere i popoli in una grande famiglia che nella pace, e Bellieni scrivendo a Farris dice basta con il macello dal quale siamo appena usciti. Gli Stati Uniti d'Europa possono far cessare questa prospettiva di massacri dei popoli. Sono tutte pagine importanti, palpitanti di un'umanità, ma anche di una visione universale che torna ad onore del nostro popolo, perché dalla sua coscienza, dal suo popolo, dalla sua mobilitazione popolare hanno potuto emergere. Certo, è giusto scendere nei valori delle istituzioni, perché parlare di federalismo non significa soltanto riferirsi a un'architettura istituzionale, a una istituzione che articola in modo diverso da altri il potere nello Stato, perché lo Stato, secondo la descrizione di Weber, di Max Weber, altro non è che l'organizzazione del potere. Lo Stato è l'organizzazione del potere, né più né meno. L'organizzazione nella articolazione delle istituzioni che lo costituiscono, dal capo dello Stato sino al comune, sino al sindaco, al consigliere comunale. È l'organizzazione del potere. E lo Stato federalista è una delle forme dell'organizzazione del potere, diceva in senso non solo orizzontale ma anche verticale, in virtù del principio della sussidiarietà, stamane il nostro professor Usai. E ovviamente non posso che essere d'accordo, essendo stato il relatore, per fortuna premiato dal voto pressoché unanime del Parlamento, della costituzione del Comitato delle Regioni Europee nel Parlamento europeo. È un potere che nasce alla base, che nasce a Bego, dal cittadino, dal bisogno di libertà che ogni cittadino avverte come sfera sconfinata del suo diritto di realizzarsi nelle sue capacità creative, limitate soltanto dall'eguale diritto
della moltitudine degli altri cittadini che costituiscono la comunità della quale fa parte. Ed è quindi una libertà che è tutelata dalla libertà degli altri, che vive e si consolida nel reciproco e mutuo sostegno. È la libertà dei cittadini che se la sono creata di propria iniziativa e che hanno creato le istituzioni perché questa libertà potesse esercitarsi e uscire dalla legge della giungla del più forte. Le istituzioni che cominciano dal comune e quindi dalla democrazia di base, che il comune precede lo Stato. Lo Stato nasce da uno sviluppo di istituzioni che a un certo punto creano un organo che fa sintesi. E certo c'è lo Stato centralista che ha origini molto lontane, ma che con la Rivoluzione francese arriva allo Stato giacobino, Stato democratico, parlamentare, ma che alloca al vertice tutti i suoi poteri e che li fa discendere per decentramenti successivi nelle strutture di base, ma tiene tutta un'organizzazione propria di prefetti, di provveditori agli studi, di provveditori alle opere pubbliche, di strutture fiscali, di strutture finanziarie, e tutte controlla, e di polizia, e di carabinieri, e di esercito, che tutti sono soggetti ai poteri centrali dello Stato e a quello solo obbediscono dello Stato, del potere centrale, perché lo Stato è la sintesi di tutte le istituzioni. Ebbene, tutto questo, cari amici, rappresenta lo Stato centralista. Lo Stato federalista è l'esatta antitesi. È l'esatta antitesi. È la creazione dal basso. I poteri nascono dal basso, la sovranità popolare che riserva al potere centrale per le ovvie esigenze di sintesi e di organizzazione e di struttura, poteri incisivi, poteri importanti, poteri anche determinanti, ma limitati a tutte quelle attività che non sono risolvibili a livello né locale né intermedio. Ora, mi avvio a concludere e chiedo scusa di questa lunga premessa. Il problema è il federalismo interno. Diceva, me lo consento, Peppino Usai, il professore preside dell'Istituto di Studi Economici e del CRS 4. Siamo partiti da... Dunque, che l'interno, cioè, il professor Usai, diciamo... Federalismo interno. Federalismo interno. Perché non si è realizzato? Perché? Perché la regione è nata vecchia. La regione è nata vecchia di 130 anni, è nata ad immagine e somiglianza dello Stato. Lo statuto approvato dalla Costituente è lo statuto che disegnava una regione ad immagine e somiglianza dello Stato, con le stesse procedure, con lo stesso tipo di bilancio, con lo stesso tipo di organizzazione gerarchica, per cui modificarla non è stato facile e non è facile, e bisognerà veramente lottare perché tutto questo venga mutato,
perché abbiamo bisogno di federalismo interno. Io è da anni che dico che le istituzioni federali non sono create da un potere centrale che decentra i suoi poteri alle istituzioni locali, ma nascono in virtù di questo potere che debbono esercitare, nascono in funzione delle attività che debbono svolgere nella società e hanno bisogno di quei poteri per poter essere utili alla comunità dei cittadini. Ed ecco allora che il potere delle istituzioni è un potere naturale, è un potere che danno i cittadini nella loro sovranità, nella loro consapevolezza civica. E quando dal comune si passa alla regione, attraverso sia pure un ente intermedio che andrà individuato e che non mi piace come provincia, di origine napoleonica, che evoca figure di prefetti, che evoca figure di questori, che evoca figure di provveditori, che evoca figure di organi che trasmettono direttamente il potere centrale dello Stato, mentre il potere deve fiorire dal basso e deve crearsi una nuova classe dirigente e deve crearsi una nuova consapevolezza, una nuova responsabilità, deve coinvolgere il popolo nella sua complessità, nelle sue diversità, perché la Barbagia non è l'Ogliastra non è la Gallura non è i Campidani, le diversità della Sardegna quasi un continente, ha tutta questa ricchezza di diversità che debbono poter convivere e lavorare insieme, mettere insieme tutte queste sinergie per sviluppare un progetto di futuro. Ebbene, tutto questo, cari amici, è possibile, è doveroso, è necessario, è nelle nostre possibilità. Però, se i comuni non hanno potere legislativo, ecco qual è il problema. La legge federalista introduce questo concetto, l'assemblea degli enti locali, ma con poteri puramente consultivi, laddove devono avere poteri decisionali. Accanto al Consiglio regionale ci deve essere un'assemblea degli enti locali composta di 30-35 persone, come anche il Consiglio regionale. Se si riducesse a 60 non sarebbe nulla di male, sarebbero anche troppi 60, ma comunque voglio dire 30-35 persone che portino il problema delle istituzioni, che partecipino alle scelte politiche del bilancio, nel quale si fissano gli obiettivi politici della finanziaria, della ripartizione delle risorse, del programma economico sociale. I comuni debbono avere il potere di partecipare legislativamente. È da anni che vado sostenendo questa tesi. Ricorderai tu, Cuveddu, quando abbiamo presentato il tuo libro a Oschiri, queste cose io sostenevo, queste cose continuo a sostenere e continuerò a sostenere. La regione ha ragion d'essere se ha radici profonde, e la radice non può essere che nei comuni. E allora soltanto così i comuni potranno mobilitare tutte le energie che sono presenti nei loro ambienti, nelle loro circoscrizioni, e così le istituzioni della democrazia di base degli enti locali saranno gli agricoltori, saranno gli artigiani, saranno i pescatori, ma quando mai l'assessore che sta a Cagliari deve firmare provvedimenti su un artigianato
che riguarda Capoterra o Cargeghe, che riguarda Sedini o Oliena, laddove invece gli amministratori di Cargeghe, di Oliena, di Capoterra sono in condizioni di sapere, quella è una persona seria, quello è un operatore serio, quello è in grado di fare o di non fare. Ecco, noi dobbiamo estendere la responsabilità, ma anche l'autorità, non il comando, perché federalismo non è comando. Il federalismo non è mai comando, federalismo è persuasione, federalismo è cooperazione, federalismo, me lo consenta l'amico Peppino Usai, è solidarietà. E in questo senso io credo che se noi ci muoveremo potremo guardare avanti al futuro con fiducia, con determinazione. La Sardegna ha avuto momenti difficili, secoli difficili, millenni difficili, ma non ha mai perduto la sua identità, il suo resistenzialismo. Ha consentito di conservare questo popolo nella sua identità, nella sua unicità, nella sua forza etica, nella sua forza morale. Noi continuiamo in questo resistenzialismo per creare il futuro.